Le immagini sono davvero impressionanti. Ecco la tromba d'aria che si è abbattuta sul Crotonese, la seconda in pochi giorni. La furia del vento ha provocato danni nella zona commerciale a nord della città pitagorica, a Passo Vecchio e a Rocca di Neto. Capannoni e negozi sono stati seriamente danneggiati. Guardate cos'è accaduto a questa attività commerciale. Il vento ha spazzato via la merce all'interno dell'immobile, compresi i pesanti elettrodomestici. Una persona è rimasta ferita ed ecco cos'è accaduto nel piazzale esterno. Le auto parcheggiate sono state distrutte. Il tornado ha sradicato alberi e scoperchiato tetti. A causa del forte vento inoltre sono caduti alcuni pali di illuminazione. Sul posto forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile. Problemi anche alla viabilità e alla circolazione ferroviaria per l'allagamento dei binari tra Cutro e San Leonardo. Una giornata da incubo per gli abitanti delle zone colpite dalla tromba d'aria. I danni per le aziende sono davvero ingenti e questa mattina sopralluogo del governatore Oliverio a Crotone, una città in ginocchio dopo l'ennesimo evento calamitoso. Bisognerà adesso aiutare il sistema delle imprese a rimettersi in piedi. Ho constatato già questa mattina che a poche ore dal fenomeno le imprese stanno reagendo perché appunto possano far fronte alle commesse per le quali si sono impegnate. Bisogna reagire. Io già oggi stesso ho convocato la Giunta per dichiarare lo stato di calamità e per chiedere al Governo che si assumano provvedimenti adeguati a sostegno delle imprese. Sono qui per constatare la situazione, naturalmente per dire che le imprese non sono sole, per stare vicine a loro, ma per avere un'idea e quindi poi fare le valutazioni che si richiederanno per vedere quali strumenti attivare per venire incontro chiaramente.